Padovana, il padovano 21enne perde il controllo dell'auto, si schianta in un fosso, nulla da fare per il giovane residente a Montegalda nel Vicentino. Asfalto reso viscido dalla pioggia, l'autista non riesce a controllare il mezzo, il pullman finisce fuori strada ribaltandosi su un fianco. Siamo a San Biagio di Callalta, paura per i 50 passeggeri a bordo. Entra in classe a volto coperto, spruzza, spraya il peperoncino, panico in una scuola superiore di Rovigo, caccia al responsabile, c'è la polizia sul posto, una bidella intossicata. La sicurezza in Veneto da Padova a Venezia, passando per Treviso, Vicenza e Jesolo, al momento delle zone rosse da Zaia al monito, non diventino un coprifuoco di strumento debole, parla invece Andrea Martella. Rette delle RSA, comuni costretti a pagare se la famiglia dell'anziano non se ne fa carico. La sentenza del Consiglio di Stato su Maser rischia di creare una voragine nelle casse delle amministrazioni. La tragedia delle foibe, il dramma degli esuli da Basovizza, le città del Veneto, le cerimonie commosse per il giorno del ricordo, testimonianze e voci per non dimenticare. A Cittadella il commosso addio di Enrico Vanzini, scomparso a 102 anni, ultimo Sonderkommando sopravvissuto a Dachau, aveva raccontato fino all'ultimo l'orrore dei lager. Ben ritrovati, il telegiornale del Veneto e siamo alla tragedia nella notte tra sabato e domenica a Montegalda, siamo nel Vicentino, un ragazzo di soli 21 anni ha perso la vita, vediamo come. I fiori depositi tra i pezzi dell'auto e lo steccato spezzato, quel che resta dell'ennesimo incidente mortale lungo le strade della nostra provincia. Questa volta la vittima, appena 20 anni, Federico Costa, 21enne di Montegalda, ha perso il controllo dell'auto andando a sbattere contro una recinzione e finendo la corsa in un canale che costeggia la campagna tra le province di Padova e Vicenza. Non c'è stato nulla da fare per il giovanissimo automobilista alla guida di una Fiat 600, morto in un tremendo incidente stradale a Veggiano nel fine settimana. Sabato intorno alla mezzanotte stava percorrendo via Pedagni verso il centro di Veggiano. All'improvviso, all'altezza di una semicurva, l'auto ha sbandato attraversando la strada e urtando violentemente contro una recinzione ed è finita nel fossato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre il corpo dalle lamiere e i medici del 118, ma per il giovane non c'era più nulla da fare. È morto sul colpo, troppo gravi le ferite riportate. La polizia stradale di Pieve di Sacco, intervenuta per i rilievi, sta cercando di ricostruire le cause dell'incidente mortale. Non si esclude che all'origine dello schianto ci possa essere anche la velocità sostenuta o la pioggia battente, visto che sabato sera a quell'ora stava piovendo e l'asfalto era viscido. Resta il dolore di una comunità per la perdita di un giovanissimo. In questo momento di grande sofferenza per la famiglia voglio esprimere il mio cordoglio personale e di tutta la comunità di Montegalda, la vicinanza per la perdita di Federico, di questo giovane ragazzo, e spero possa essere di sollievo per la famiglia, immaginando il grande dolore che sta provando in questo momento. La data dei funerali non è ancora stata fissata. Attimi di paura per i 50 passeggeri, molti dei quali studenti a bordo del pullman ATV che questa mattina si è ribaltato in un fossato a causa dell'asfalto scivoloso. Siamo a San Biagio di Callalta, nella Marca trevigiana. Cosa può essere successo? Non ha tenuto la curva, forse il bagnato, la velocità, non lo saprei. Non sembrava neanche tanto veloce. Noi stavamo andando tranquillamente con l'autobus e dopo abbiamo sentito un tonfo che era tipo, si era piegato in diagonale, tipo l'autobus, ed era caduto perché forse andava troppo velocemente sulla curva. Il bilancio alla fine è di un grande spavento e si tira un sospiro di sollievo per lo schianto che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche, perché sul pullman ATVO della linea 27 che percorreva la tratta Treviso-San Donà di Piave, oltre al personale di bordo c'erano 50 passeggeri, molti dei quali studenti del Duca degli Abruzzi e del Ricati di rientro verso casa. Lo schianto alle 12:30 circa, l'autista, una donna di 45 anni, improvvisamente perde il controllo del mezzo che esce di strada e si ribalta su un fianco dentro un fossato nella curva di via Gorizia Nerbona di San Biagio di Callalta. Momenti di panico iniziale tra i passeggeri mentre scatta l'allarme. Quando mi sono resa conto del botto ho guardato un po' in giro e ho detto cavolo, siamo cascati in un fosso.
Avete chiamato i familiari perché vi vengano a prendere? Sì, alla fine potevamo farli stare tranquilli visto che stiamo tutti bene, nessuno si è fatto male per fortuna. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e l'equipaggio di primo soccorso di Treviso Emergenza. Non si esclude, secondo i primi accertamenti, che l'autista possa aver perso il controllo del mezzo a causa del fondo stradale bagnato. Perché vede la curva, abbiamo superato la curva di Montao, insomma non è che proprio è stata la curva che ci ha, a un certo punto ho perso l'aderenza e io al momento non ero neanche tanto attento perché stavo facendo un'altra cosa e quando me ne sono accorto ho detto di correggere ma era già troppo tardi e poi mi è scivolato giù. Intrappolati dentro alla corriera sono riusciti ad uscire rompendo la finestra laterale usando il martelletto di sicurezza per mettersi in salvo. Nessun ferito per fortuna, tutti illesi. L'autista come sta? L'autista adesso sta deponendo, è un po' chiaramente turbata ma insomma poi è comprensibile. I rilievi dell'incidente effettuati dai carabinieri della compagnia di Treviso dovranno chiarire il motivo della fuoriuscita del mezzo. Erano già seduti, staimani ai loro banchi, in attesa dell'inizio della prima ora di lezione gli studenti della classe Allipsia Marchesini di Rovigo prima delle lezioni, intorno alle 8:30 della mattinata, quando una persona con il volto coperto ha iniziato a spruzzare dello spray al peperoncino. A compiere il gesto sarebbe stato un ragazzo, non è ancora chiaro se proveniente da un'altra classe oppure da fuori. Nessuno per fortuna ha riportato conseguenze. Subito è stato dato l'allarme, sono accorse 3 pattuglie delle volanti della Polizia di Stato. Unici problemi verificati per una bidella che ha problemi d'asma, ha fatto fatica a respirare, ma anche per lei non si sono rese necessarie le cure del medico. C'è il tema della sicurezza, ora da Padova a Venezia, passando per Treviso, Vicenza, Jesolo, è il momento delle zone rosse. Da Zaia al monito, non diventino un coprifuoco, non confondiamo baby gang con il disagio giovanile. Intanto il Partito Democratico con il segretario Andrea Martella parla di strumento troppo debole. Penso che le zone rosse debbano essere fatte per curare la fase acuta, non è che possono diventare aree rosse perché sennò passiamo al coprifuoco dopo, no? Uno strumento di cura straordinario e non permanente, così per il presidente Luca Zaia vanno intese le zone rosse che stanno spuntando nelle principali città del Veneto. Già operativa a Padova, in stazione, a Venezia saranno istituite in vista del Carnevale, annunciate invece a Treviso ma anche a Jesolo come antidoto alla movida selvaggia estiva. A Vicenza serviranno per evitare scontri tra tifoserie nel derby in casa contro il Padova, programmato per domenica 16. Zone rosse che secondo il governatore non devono diventare la norma, così come i fenomeni che vorrebbero limitare. L'unico aspetto è che mi preoccupa è l'omologazione che ha questo paese, no? Ci stiamo omologando ormai a tanti disagi, no? A tante illegalità. Senti, io non condivido il fatto che ogni volta che si parla di baby gang si parli di disagio giovanile. Insomma, attenzione, dice Zaia, a confondere disagio giovanile e le cosiddette baby gang. Dobbiamo difendere i ragazzi. I ragazzi oggi sono penalizzati da queste immagini che sembra che 4 scatenati che mettono a ferro e fuoco a volte delle vie delle città siano i giovani, ma questi non sono i giovani, questi sono una parte infinitesimale di quello che è la gioventù. Penso che questi siano assolutamente degli delinquenti, punto. E ci vuole pugno di ferro. Questione di leggi e repressione quindi, mentre dal Partito Democratico si chiede un approccio diverso, non solo securitario. Io penso che la zona rossa in sé non sia risolutiva e anzi rischi di essere un palliativo rispetto a delle politiche invece che dovrebbero essere più efficaci. È una risposta quindi sostanzialmente debole, si rischia di non affrontare globalmente il problema, magari ci si concentra in una determinata area, ma se non intervieni diciamo a monte i problemi non sono risolti. E a proposito di zona rossa, a Padova un gruppo di residenti, nonostante la zona rossa, ha ripreso una rissa in stazione. Via Tommaseo, giovedì mattina, la zona rossa è da poco entrata in vigore a Padova. Davanti le cucine popolari, urla spintoni nella mischia di persone che sostano fuori in attesa del pasto. Ad un certo punto uno dei contendenti afferra una bottiglia di vetro, la rompe e torna in strada bandendo il coccio appuntito.
L'ennesima rissa in zona stazione è stata ripresa questa volta da alcuni residenti. Per loro sono racconti quasi quotidiani, ci dicono. Per 60 giorni dicono adesso, ma speriamo che durino molto di più, perché purtroppo il degrado è notevolissimo in questa zona. Il degrado comprende tutti gli aspetti della vita giornaliera. Io come amministratore di questi condomini sono stato costretto a instaurare delle telecamere all'interno, perché all'interno del condominio si verificavano episodi assolutamente non simpatici. Parecchie persone hanno rifiutato di lavorare in questi condomini. I residenti sperano che l'istituzione della zona rossa possa garantire maggiore vivibilità nell'area della stazione, dove sono presenti anche molti uffici. Questi sono episodi che noi li vediamo settimanalmente, anche con semplice urla, oltre che appunto discorsi di litigi con le mani e così via. Abbiamo avuto coltellate, abbiamo visto di tutto e di più. Da quando è stata istituita e per 60 giorni i controlli delle forze dell'ordine saranno quotidiani, anche nelle ore notturne. Per chi ha precedenti e viene sorpreso in atteggiamenti violenti o pericolosi socialmente, può scattare l'immediato provvedimento di allontanamento. Le rette nelle RSA, comuni costretti a pagare se la famiglia dell'anziano non se ne fa carico. C'è una sentenza del Consiglio di Stato su Maser che potrebbe aprire scenari importanti e una voragine nelle casse dei comuni. Vediamo. A sto punto, a cascata, ci saranno una serie di ricorsi e quindi i bilanci comunali sicuramente non potranno assolutamente affrontare tutte queste richieste. La sindaca di Maser, Claudia Benedos, annuncia che a stretto giro verrà portato all'attenzione della conferenza dei sindaci dell'ULS 2 il caso dell'anziana per la quale il Consiglio di Stato ha imposto al comune di pagare la differenza tra l'ISEE della pensionata e la retta della casa di riposo che la ospita, 8.500 euro l'anno. La norma prevede infatti come unico indicatore l'ISEE del singolo. La stessa accompagnatoria erogata dall'INPS non può essere utilizzata per pagare la retta. Il risultato è un precedente che rischia di mettere in crisi i bilanci degli enti locali. E quindi gli avvocati cominciano a credo anche a contattare le famiglie per dire potete avere la compartecipazione totale da parte del comune. Tra 10 giorni un incontro con l'avvocato Zoccarato, che è l'avvocato che ci segue, per valutare un eventuale ricorso in Cassazione, però temo che non ci siano tante chance. La legge non impone ai figli di prendersi carico delle rette delle RSA qualunque sia la loro capacità economica. Nel caso di un anziano formalmente nullatenente rischia di doverne rispondere il comune, vale a dire l'intera comunità. Bisogna stare attenti perché riferirsi solo ed esclusivamente all'ISEE magari può portare a delle situazioni un po' al limite. Nelle famiglie nostre, nelle famiglie trevisane e venete, c'è sempre stata quella rete che era di supporto nei confronti degli anziani, dei propri genitori piuttosto che dei propri nonni. Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano, chiede ai giudici di mettersi una mano sulla coscienza prima di pronunciare sentenze come quella di Maser e a chi stabilisce le regole di rimetterci mano al più presto. Da parte di tutti gli enti coinvolti, a cominciare dallo Stato, ma assolutamente anche dalla Regione, che ha competenza e deve agire in materia. Solo così si eviterà una pericolosa deriva. La tentazione di preservare il patrimonio familiare a discapito della collettività rischia di prevalere, soprattutto se a suggerirlo sono figure di riferimento come gli amministratori di sostegno. Una piccola parte va a dire ai propri assistiti, ai familiari dei propri assistiti, che magari svuotino i conti in modo tale che tanto dopo c'è il comune che paga. Evitiamo che possano accadere queste cose. Siamo al giorno del ricordo, la foiba di Basovizza, la commemorazione, presente anche il ministro della giustizia Carlo Nordio. Coloro che continuano a negare questi fatti continuano a commettere gli stessi crimini e a sporcarsi le mani nel sangue di innocenti. Come ho più volte detto, il negazionismo è lo stadio supremo del genocidio. Ricordare le foibe e l'esodo non significa riaprire vecchie ferite o alimentare sentimenti di odio, ma piuttosto coltivare una memoria storica riconosciuta e consapevole. E questo è uno dei passaggi più significativi dell'intervento del sindaco di Piazza questa mattina
a Basovizza alla cerimonia per il giorno del ricordo. Un intervento, quello del sindaco di piazza, molto più cauto, molto più tranquillo rispetto a quelli cui eravamo abituati gli altri anni. Per quanto riguarda invece il presidente della regione Massimiliano Fedriga, anch'egli intervenuto a Basovizza, fra l'altro subito dopo il sindaco di piazza, bene, il presidente della regione ha posto l'accento sulla necessità di andare alla ricerca e di testimoniare la verità. Non esiste pacificazione senza verità e la verità non può nascondere vittime innocenti, persecuzioni di donne, uomini e bambini, omicidi di civili inermi ad opera dei comunisti titini. Chi nega, chi riduce vuole odiare e alimentare l'odio. In rappresentanza del governo quest'anno il ministro della giustizia Carlo Nordio. Carlo Nordio ha unificato la barbarie nazista alla barbarie comunista nel suo intervento, indicando come i simboli di quelle barbarie siano appunto da mettere sullo stesso piano. La svastica e la falce e il martello, i lager e i gulag, il braccio teso e il pugno chiuso ci rammentano che gli opposti estremismi costituiscono il medesimo volto della stupidità e della brutalità. Il dato più interessante per quanto concerne la cerimonia è stata però l'affluenza, 1200-1500 persone secondo le prime stime, di più rispetto a quelle degli anni scorsi. E con il giorno del ricordo siamo a Treviso con la toccante cerimonia. Onori alle vittime delle foibe. La commemorazione delle vittime delle foibe e dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel dopoguerra, tenutasi presso la chiesa votiva in occasione del giorno del ricordo, ha suscitato grande commozione. Noi siamo venuti qui per innalzare le nostre povere preghiere e deporre i nostri fiori, ma anche per apprendere l'insegnamento che sale dal sacrificio di questi morti. La celebrazione ha incluso la solenne deposizione di 2 corone di alloro presso la lapide della chiesa votiva alla presenza delle autorità civili e militari, rendendo il tributo ancora più significativo. Il giorno del ricordo è sicuramente un momento di incontro e riflessione, ma anche l'occasione per ricordare tutti insieme le terribili persecuzioni subite, le migliaia di vittime eliminate fisicamente ed inturbate. Questo giorno fa riaffiorare momenti di immenso dolore, come nel caso di Maria Luisa, che a 85 anni assieme ai nipoti non ha ancora un luogo dove commemorare suo padre, il carabiniere Guido Gazzola, in servizio alla stazione di Pogliane ad Abbazia. Guido fu ucciso nel 1944. Non abbiamo mai trovato il corpo, mai trovato niente. Capire dove l'hanno messo e come è successo, perché è sempre per sentito dire, ma qualcosa di certo non l'abbiamo mai avuto. Il nipote, che porta il suo nome, spera un giorno di poter portare un fiore dove riposano le sue spoglie. Mia nonna me ne ha parlato talmente tanto da piccolo che è come l'avessi sempre conosciuto. Era carabiniere a cavallo, scelto, sparito, non si sa se è stato giustiziato, fucilato, infoibato. Siamo a Santa Croce Bigolina nel Padovano in centinaia per l'ultimo saluto all'ultimo Sonderkommando Enrico Vanzini. Nella palestra di Santa Croce Bigolina, la stessa dove l'intera comunità aveva festeggiato il suo secolo di vita, centinaia di persone hanno voluto dare l'ultimo saluto a Enrico Vanzini, scomparso all'età di 102 anni. Lui, che era l'ultimo italiano del Sonderkommando di Dachau, aveva narrato dopo anni di silenzio la sua orribile storia a tantissimi giovani, portando nelle scuole l'orrore e la brutalità dei campi di concentramento, riuscendo però a far trionfare un'estrema umanità nella disumanità di ciò che raccontava. E anche in questa giornata di dolore è stato il suo sorriso l'elemento che tutte le persone presenti hanno ricordato con tanto affetto. Non parlava mai solo dei suoi sacrifici, ma di come ogni difficoltà gli aveva insegnato a rispettare la vita e a capire il valore dell'amicizia.
Non c'era mai rabbia nelle sue parole, solo una profonda saggezza che riusciva a toccare i cuori dei giovani, facendo loro capire quanto sia preziosa la libertà che troppo spesso diamo per scontata. Tanti gli interventi di chi l'ha conosciuto, gli ha voluto bene e non è mancato anche il saluto della dirigenza dell'Inter, la squadra del cuore di Vanzini. Non a caso sulla bara c'era la bandiera nerazzurra. Tanti i gagliardetti e i labari presenti, il presidente della provincia di Padova Giordani, i sindaci del comprensorio, compreso quello del comune di Fagnano Olona, paese natale in provincia di Varese di Enrico Vanzini, un uomo che tanto ha lasciato. Enrico è stato un grande uomo, un grande cittadellese e ha dedicato parte della sua vita a raccontare quello che è stata la sua sofferenza, la sua vita, affinché queste cose non accadano più. Quindi ciao Enrico. È tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia. Come sempre, dopo di noi c'è il meteo. Arrivederci.